senta lei al cornice, vediamo. Vediamo se ha il passo. No, no, se no il passo si trova. Il passo, no? Il passo si vede. Un video con trasporto e dopo sai magari
crea un legame emotivo tra le persone e le tradizioni, favorendo quella che è la relazione e il senso della comunità. Durante il periodo natalizio la musica assume sicuramente un significato più profondo, che può accompagnarci e sicuramente arricchire quella che è l'atmosfera natalizia. La caserma Ferruglio è una realtà molto importante sul nostro territorio. È un punto di riferimento per la tradizione storica e culturale che gli alpini cambiano. Siamo fieri di mantenere rapporti di collaborazione con questa istituzione e approfitto per ringraziare personalmente anche tutta l'amministrazione il comandante dell'8° Reggimento, colonnello Lorenzo Righi. La sua presenza e quella di tutti i militari sono segno di vicinanza e impegno costante verso la nostra comunità. Infine direi di fare un applauso per la fanfara della Brigata di Puglia. Con il suo capo musicista, sergente maggiore Flavio Mercolino, ci regalerà un'esibizione che come sempre saprà toccare il cuore di tutti noi. La musica degli alpini è molto più, credo, di una semplice performance. È un racconto di tradizioni e di valori che possiamo questa sera condividere. Concludo augurando a tutti voi i migliori auguri per un sereno Natale e per delle gioiose feste. Spero che questa armonia vi accompagni per tutto il periodo dell'anno. Grazie. Di nuovo buonasera signore e signori, benvenuti al concerto di Natale e alla fanfara della Brigata di Puglia. Il concerto di questa sera sarà caratterizzato da un primo tempo dal repertorio musicale classico ed originale per l'orchestra di fianco e da un secondo tempo improntato sul Natale e le sue musiche, per poi concludere con un richiamo alla tradizione alpina. Il primo brano in programma è Albanaro Verturi, opera 45, del compositore americano James Barnes. Composizione di spicco della letteratura banalistica, composta nel 1981, è un chiaro riferimento alla città omonima d'Albanaro, del Kansas, negli USA, centro dell'attività lavorativa di Barnes. È un brano dalle sonorità e dalle dinamiche alternate e contrastanti. L'iniziale tema maestoso e potente, portato sui bottoni, man mano cede il posto a passaggi musicali tipici delle fanfare rock, della lirica e del dramma, concludendo con un forte e importante dedichiamo i temi caratterizzanti l'intero brano. Accogliamo con un applauso il capo musica, il sergente maggiore Flavio Mercolino.
ed orchestre iniziali ricorda che il gergo militare, il genere marziale, lo spostamento di una compagine militare e un connubio naturale tra fisica, arte e musica. La marcia che ci apprestiamo ad ascoltare è Marcia trionfale, composta dal maestro Giuseppe Manette nel 1898, compositore italiano particolarmente prolifico nell'ambito delle composizioni per banda e rappresentante d'onore del connubio musica e stellette. Fu infatti direttore delle bande del terzo e del 43esimo reggimento Fanteria nel 1905 e poi nel 1911 capomusica della banda del secondo reggimento dell'Artiglieria di Salerno, oltre che compositore di frammenti musicali per uso nella ginnastica dei reggimenti di Fanteria di Luino nel 1910. L'adattamento all'organico moderno della marcia che stiamo per ascoltare è a cura del primo graduato Giorgio Canistano, componente della fanfara che ne curerà anche la lezione. Marcia trionfale del maestro Manette esegue la fanfara al prima luna. Un applauso al primo graduato.
Ecco, diamo il nostro benvenuto alla professoressa Paola Negri, medaglia d'oro domenicana. Grazie professoressa per la sua preziosa presenza questa sera insieme a noi. Darà ancora più fiato di colore a questa splendida musica. Ora può davvero iniziare il concerto di Natale. A Sunrise International del contemporaneo compositore di motore d'orchestra olandese Gianni Rocchi. Deanne, a solo 17 anni, coniugava la direzione di diverse varie attività, con lo studio del trombone e della direzione dell'orchestra. Terminati gli studi, viaggiò per l'Europa occidentale, gli Stati Uniti, l'Iran e il Giappone, in veste di affermato direttore. Divenuto compositore e arrangiatore per la radio e la televisione olandese dal 1978 al 1989 e oggi tra i più importanti politici autori contemporanei di musica originale per l'orchestra italiana. Il titolo Riflessioni dell'alba è un riferimento ad uno dei momenti più suggestivi dell'ambiente montano, l'alba in colore, l'atmosfera magica che nasce dall'incontro tra sole e venti nevate, il magnifico paesaggio tipico degli Alpini. Il brano introdotto dall'autore sovrano dell'evocativo dei canti raggi solari cede il passo ad una crescente tensione con i momenti di
una fanfara diretta dal sergente maggiore Davide Colino. Riprendiamo con la musica, in particolare con la musica che caratterizza il periodo di feste che ci accusavano il Santo Natale. Il prossimo anno è la Christmas Fair, colonna sonora del lavoro di Felice del 2009 con Jim Carrey, composta da Alan Silvestri
Restiamo nell'atmosfera natalizia con il prossimo brano, la Christmas Festival, composta dallo statunitense Ray Anderson. È un medley di opere per i famosi canti natalizi, un must natalizio di una banda e orchestra di tutto il mondo, che include tra le altre musiche Silent Night, Jingle Bells e Arrested Development. Per voi al Christmas Festival prosegue la musica di ordinanza della Brigata Alpina Giulia.
canto alpino, forse il canto alpino per eccellenza, il Signore delle Cime, del maestro vicentino Giuseppe Vecchi de Mazzi. Trattasi di una carriera in musica, ispirazione popolare, commemorazione funebre di De Mazzi, in ricordo dell'amico Vecchi de Cagliari, travolto dalla slavina durante un'ascensione solitaria sul Monte Camoro, nell'Alta Valle del Campo. Il grande impatto emotivo ha permesso alla composizione di unire parte delle raccolte musicali di numerosi cori polifonici e popolari, nonché del repertorio della musica ordinanza e lunga, che ne esegue in occasione di numerosi concerti, cerimonie civili e militari. Il Signore delle Cime. ma è possibile finire senza un omaggio di musica alla Bella Fiorani,
che da sempre ci ospita con estremo affetto, che è cuore del tuo partito, il canto popolare Stelluti Saggins. Questo canto, composto in versi tonali dal friulano Martino Zardini nel 1918, risale al suo periodo da scolaro a Firenze, a causa dell'invasione tedesca della malattia periferica. Fu eseguita per la prima volta in terra friulana nel 1920, nella sala del Palazzo Bartolini di Udine. Signore e signori, con